Siamo venuti qui a Camastra, come avete visto dalle immagini oggi è zona rossa, si entra solamente dietro rigorosi controlli delle polizie, dei carabinieri, abbiamo visto la polizia provinciale già all'opera. Ecco Sindaco, come si vivono questi momenti di isolamento rispetto alla provincia, alle altre città, insomma Camastra è zona rossa, come mai? Allora, siamo in zona rossa perché stiamo vivendo un momento di difficoltà in base al rapporto abitanti con soggetti positivi al Covid, quindi in isolamento fiduciario, che ad oggi, a seguito degli ulteriori accertamenti effettuati, i numeri sono di 26 persone positivi al Covid. In aggiunta ci sono 12 persone in quarantena, 4 guariti e un decesso. La situazione, come ho detto prima, siamo in un momento di difficoltà. A parte le dovute raccomandazioni, a parte i controlli che hanno fatto le forze di polizia locale, alcuni miei concittadini non hanno fatto prevalere il loro buonsenso. Mi auguro che, visto che c'è grande attenzione da parte di tutti, stiamo mettendo in campo tutte le forze per fronteggiare questa problematica e spero che ognuno di noi faccia la propria parte per risolvere questa problematica. L'isolamento fino a quando durerà e quali raccomandazioni lei si accinge a fare? Allora, l'isolamento è previsto da oggi fino al 3 dicembre. Ieri abbiamo ricevuto l'ordinanza del prefetto che controlli saranno effettuati almeno in questa primissima parte fino al giorno 29. Io, come ho detto poco fa, mi auguro che la gente veramente diventa più responsabile di quanto fatto fino adesso e sono convinto che riusciremo a risolvere questa problematica. Ieri avete avuto anche un incontro in prefettura per coordinare, diciamo, tutto l'insieme. Sì, abbiamo fatto non un incontro direttamente di persone in prefettura, ma una videoconferenza con tutti gli organi competenti per parlare innanzitutto riguardo la situazione sanitaria del mio paese e strutturare tutti i controlli previsti per fronteggiare questa problematica. E qui è venuto al comune, come si vive questo momento di isolamento qui a Camastra? Lei ha un'azienda qui a Camastra, insomma, mi dica qualcosa. Niente, stiamo vedendo un pochettino di cercare di essere un pochettino più attenti, usare la mascherina, evitare gli spostamenti e speriamo di superarla il più presto possibile. Ciò comporta dei disagi per la sua attività commerciale? Lei cosa fa solitamente? Noi ci occupiamo di servizi, quindi proprio dell'ambiente, facciamo sanificazione, spurghi, diciamo negli spostamenti io tipo per venire qua al comune ho dovuto fare la dichiarazione e farmi registrare per avere l'accesso, diciamo, alla città. Si aspettava, diciamo, questa novità per il comune, diciamo, che Camastra fosse dichiarata zona rossa, sinceramente? No, sinceramente no, anche perché qua da noi, diciamo, come numeri non è che siano così alti, se consideriamo anche paesi limitrofi, tipo Canicattì, se facciamo, diciamo, una statistica in base agli abitanti, per me non è così elevato. Poi dico, non sono io a poter mettere voti su queste cose. Comandante, una battuta, com'è andata finora la giornata? C'è stata qualche reazione? Insomma, un brevissimo resoconto. Niente, tutto sommato le persone stanno rispondendo bene, osservano le regole, praticamente i controlli sono tantissimi, sono tutti praticamente giustificati. Ecco. Il ruolo della polizia provinciale è stato determinante insieme alle altre forze dell'ordine oggi?
Penso proprio di sì, siamo stati coinvolti in questa realtà purtroppo triste, ma tutto sommato insomma, stiamo lavorando molto bene anche congiuntamente con le altre forze di polizia.